Ciao, oggi vi voglio parlare di tre piccole perle che sono nel comune di San Vito, tra l'altro molto vicino all'abitato, sono a circa 1 chilometro, si può venire anche a piedi dall'abitato di San Vito, sono le Domus de Janas di Pranu Narbonis. Quindi stiamo parlando di sepolture singole, tra l'altro del Neolitico. Queste sono state datate circa al 4000 a.C., quindi hanno circa 6000 anni. Questa è una. Partiamo innanzitutto. Ah, che bel riverbero! Oh, bello. Allora, partiamo innanzitutto dal materiale su cui sono state realizzate. Questa pietra è uno scisto. Si chiama arenaria di San Vito perché è proprio tipica di questa zona. Tra l'altro, questo filone arriva fino al mare. Abbiamo dei nuraghi anche a Muravera fatti con questa pietra e quindi diciamo che è abbastanza diffusa. È una pietra che sicuramente è più morbida da lavorare rispetto al granito e quindi ha dato la possibilità di realizzare queste tre piccole sepolture. Non si sa se ce ne sono delle altre perché poi gli scavi non sono andati, diciamo, molto a fondo, però ecco, queste tre che sono state scoperte, diciamo che sono già un bel vedere. Ne approfitto della numero 2 per darvi un paio di elementi per chi non conoscesse le Domus de Janas. Sono, come dicevo, sepolture singole del Neolitico. Sono composte da 3 elementi principali. Uno è questo corridoio rituale chiamato dromos, poi ci sono 2 stanzette chiamate l'antecella e la cella. Sulla cella poi veniva adagiata la salma in posizione supina e veniva corredata la tomba da oggetti di uso quotidiano, perché si pensava probabilmente che la vita continuasse poi dopo la morte, quindi lasciavano le necessità per questo viaggio, per proseguire la loro vita ultraterrena. Qua siamo ancora nella 2, come potete ben vedere sulla parete si notano ancora i segni dello scalpello verticali, queste strisciate verticali, bellissimo. E poi guardate anche la raffinatezza della lavorazione della pietra. Ripeto, essendo molto più morbida di altre pietre, quel granito era più facile lavorarle. Notate anche qua il canaletto di scolo che si è coperto dalle foglie, canaletto di scolo dell'acqua, quindi nel caso in cui magari si fossero allagate, c'era questo canaletto che faceva defluire l'acqua. In queste 3 tombe sono chiari questi 3 elementi. Nella prima un po' meno, un po' più ridotta, il corridoio è un po' più piccolo. In queste altre 2 invece, nella 2 e la 3, è più evidente, come potete vedere, scavato proprio nella roccia. E poi le 2 stanze piccoline di forma quadrangolare, molto ben scolpite. E ancora la numero 3, guardate anche qui scolpito questo ingresso, questo corridoio che in questo caso è un po' più irregolare, e poi si arriva sempre alla sepoltura. Guardate qui l'antecella, diciamo un po' più piccolina, si vede che è crollata una parte dell'ingresso. Qua sicuramente la roccia continuava verso fuori, c'era scolpito l'ingresso e poi qua c'era la piccola antecella che precedeva poi invece la sepoltura vera e propria, che è un po' più grande. Prima di chiudere volevo far vedere un piccolissimo particolare che io non so decifrare, però è curioso perché c'è in 2, nella 2 e nella 3 sopra gli ingressi, e questa praticamente dietro la 3 hanno tutti e 2 lo stesso diametro. Magari sono stati realizzati per infilarci qualche picchetto, qualche recinzione. Chissà. Vi lascio con questo mistero, con questo bel tramonto alle mie spalle. Vi saluto dalla necropoli di Pranu Narbonis a San Vito. Le 3 Domus de Janas sono aperte al pubblico, sono visitabili, c'è una strada, tra l'altro è ben indicato, sono visitabili, quindi vi invito a venire a vederle. Alla prossima, ciao!